Passo Berni, a base di 12 verdure selezionate. Win Consulting, servizi assicurativi e di mobilità, una realtà con 30 anni di esperienza. Operiamo nelle assicurazioni generali sia per le aziende che per i privati, specializzati in mobilità. Mobilità di merci con un settore interamente dedicato all'assicurazione del trasporto delle merci. Mobilità di persone attraverso il noleggio a lungo termine di automobili e mezzi commerciali e leggeri. Sappiamo ascoltare per costruire con i nostri clienti le risposte più adatte alle loro esigenze, suggerendo soluzioni che nascono dalla nostra esperienza nei diversi settori. Win Consulting, Circonvallazione San Gaetanino 114A a Ravenna. Email info@winconsultinggra.it. Telefono 0544 21 24 64. Senape di Jean-Louis Frère dal 1825. Buonasera e ben arrivati al Salotto al Caminetto, seconda puntata di questa edizione 2021 con tanti ospiti anche questa sera. Sono con noi per parlare di Emilia Romagna, ma non solo, l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti, turismo e commercio Andrea Corsini, ben arrivato, fra l'altro è la prima volta che l'assessore viene qui in trasmissione, il nuovo presidente di CNA provinciale di Ravenna Matteo Leoni che è stato eletto da poche settimane, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale che è anche presidente dell'UPI delle province italiane. Buonasera. E il direttore di CNA provinciale di Ravenna Massimo Mazzavillani, ben arrivato direttore. Buonasera, grazie. Vorrei partire nello stile del caminetto con Andrea Corsini per parlare di futuro, non tanto di passato. Stiamo uscendo, forse è già acceso il microfono, stiamo uscendo forse dalla pandemia, abbiamo bisogno di divertirci, abbiamo bisogno di stare in società, di contatto. Ce la facciamo? Beh, ci sente? Sì. Sì. Intanto grazie, buonasera a tutti, ce la facciamo, ce la faremo, ce la dobbiamo fare. Sono stati naturalmente dei mesi difficilissimi, anche molto drammatici, dove insieme ai comuni, insieme alle associazioni di categoria, con gli operatori, con le imprese, abbiamo cercato di tenere un filo, un dialogo, un confronto continuo, non solo diciamo per condividere le linee guida, le restrizioni, insomma tutti i dispositivi che il governo di volta in volta sulla base dell'andamento epidemiologico e della crisi sanitaria ha messo in campo, ma anche per fare sentire la vicinanza delle istituzioni ai cittadini e alle imprese in questa fase davvero complicatissima. Ora finalmente si respira, siamo qui anche senza mascherina, quindi questo naturalmente è un ottimo segnale. Praticamente tutte le attività sono ripartite, il turismo è ripartito, peraltro ci sono degli ottimi segnali dagli albergatori della Riviera che confermano che sarà probabilmente un'estate di presenze significative sulla Riviera e non solo sulla Riviera. Hanno aperto sostanzialmente un po' tutte le attività, manca ancora qualcosa per completare il quadro. Sappiamo che c'è un problema ancora legato alle discoteche, bisogna naturalmente essere molto cauti perché ricordiamo che lo scorso anno aprimo le discoteche perché le regioni avevano la possibilità di derogare rispetto alle direttive del governo. Quest'anno in questa fase il quadro normativo è diverso e quindi noi dobbiamo attenerci scrupolosamente alle disposizioni nazionali. Speriamo che presto ci possa essere la possibilità anche per le discoteche di poter aprire, almeno quelle all'aperto. Comunque dobbiamo tenere la guardia alta, mantenere ovviamente le regole che ancora ci sono, che dobbiamo osservare, però stiamo tornando a una quasi normalità e quindi possiamo guardare anche con fiducia
al futuro. Ora c'è naturalmente questa, diciamo, incognita, no, della variante Delta, e per questo dobbiamo appunto monitorare la situazione con grande attenzione e comportarci sulla base delle regole. Io ricordo una battuta politica e la faccio naturalmente al Presidente della CNA, non ai politici che sono qui questa sera: i ristoranti sono pieni, l'economia va bene. Matteo Leoni. Sì, intanto grazie dell'invito a questa sera. Sì, i ristoranti sono pieni, l'economia va bene, è vero, perché comunque i ristoranti sono di fatto una fetta importante della nostra economia. Rimane tutto il tema che ben conosciamo, no? Che quindi si rende in qualche modo necessario approfondire, soprattutto al di fuori del contesto prettamente ristorativo. Poi, come ci si sente alla guida di CNA? ma allora io esco da pochi giorni da un'assemblea bellissima, un'assemblea veramente partecipata che ha dato le gambe al nuovo corso. Io sento proprio la responsabilità dei prossimi 4 anni, sono molto contento, nello stesso tempo avverto che l'asticella è molto alta e quindi per fare bene bisogna, come dire, pedalare in fretta. Lo faremo, abbiamo una bellissima squadra, sono convinto che i risultati ci saranno, anche perché di fatto il nostro obiettivo è quello di condividerli questi risultati. Rappresentiamo un'associazione di categoria che è sicuramente leader sulla provincia, esprime la rappresentanza di tantissime imprese e quindi sono convinto che grazie all'unione e allo sforzo di tutti si potrà fare un risultato importante. Presidente De Lupi e sindaco di Ravenna, Michele De Pascale è stato sempre al tavolo del governo in questo anno e mezzo difficile. C'è stato veramente un cambio di passo negli ultimi mesi, grazie ai vaccini, grazie alla volontà di ripartire e a tutte le forze politiche che remavano, parte una, dalla stessa parte? Beh, quest'ultimo dato è sicuramente rilevante. Diciamo, non dover continuamente vivere una dinamica di propaganda politica nella gestione di una pandemia è un elemento che aiuta oggettivamente, quindi questo senso di coesione a livello nazionale è sicuramente utile. Poi va detto, sono arrivate veramente tante dosi e questo è stato un elemento che ha fatto svoltare la campagna vaccinale e diciamo la campagna vaccinale è lo strumento principale che abbiamo anche per far ripartire l'economia. Poi penso anche che su alcune partite ci sia stato un po' più di ordine e un po' meno di improvvisazione, perché in alcune partite fondamentali, dal generale Figliuolo ma anche alcuni ministeri sono stati meglio presidiati e l'effetto si è visto. Ovviamente ora però il tema principale che va posto a questo governo e che andava posto anche a quello precedente è il tema di come spendiamo i soldi del recovery plan, e quindi noi non ci piove un grande regalo dall'alto, ma stiamo contraendo un ulteriore grande debito pubblico sulle spalle dei nostri figli, e quindi come spendiamo questi soldi, se per rilanciare l'economia o un po' purtroppo mi viene da dire all'italiana, cioè piegando alle esigenze del momento e non investimenti prospettici, rischiamo di fare un disastro. E quindi ripeto, io sto aspettando alla prova questo governo, perché l'aspettativa più grande è sulla ripartenza. Naturalmente siamo al Caminetto e questo è il clima di festa che entra anche un po' nei nostri microfoni, perché ci sono anniversari, compleanni, è una festa continua. Secondo me, se i soldi vengono dati al direttore della CNA, lui sa come spenderli. Dove li metterebbe? Beh, la domanda è interessante. Tanto buonasera a tutti, grazie dell'invito. Credo che la sfida vera sia questa del nostro Paese. Io concordo con De Pascale, quello che è stato, non eravamo impreparati, una situazione particolare, difficile. Tante cose buone, alcune sbagliate, ma col senno di poi è anche facile fare dei bilanci. La sfida è quella, come spenderli. Questo è un paese che ha bisogno di recuperare un gap di competitività, e la competitività e la sfida la si gioca ormai a livello globale, non è più un termine astratto. Quindi questo è un paese che ha bisogno di recuperare sicuramente il gap infrastrutturale che ha. Noi siamo nella Riviera Romagnola oggi a fare questa trasmissione e sappiamo ancora le difficoltà di alcuni collegamenti, sappiamo le carenze a livello di
pur rispetto ai miglioramenti che abbiamo avuto negli ultimi tempi, scontiamo un disagio, una difficoltà nei collegamenti infrastrutturali, viari, ferroviari, e questo è un tema. E lì c'è una grande occasione. Mi sembra che il PNRR nei desiderata e quindi diciamo nel romanzo abbia scritto bene lo svolgimento, dove indirizzare le risorse. Il tema è spenderli bene, quella è una questione. L'altra questione secondo me fondamentale è quella di dare una struttura diversa alla sanità, perché abbiamo visto in questi anni i tagli che sono stati perpetrati, no? E ripetuti sulla sanità, pensando che fosse un costo anche eccessivo o superfluo. Purtroppo questa situazione di pandemia ci ha fatto invece riscoprire in maniera molto amara che il welfare nel suo insieme, i servizi sociosanitari, sono un'esigenza e un diritto dei cittadini, ma sono anche un elemento di competitività. Io credo che molta gente venga anche volentieri in ferie in Romagna perché sa di trovare delle strutture sanitarie all'altezza. La competitività la si gioca su tanti filoni, quindi c'è un tema sociale ma c'è anche un tema economico, e quando le cose vanno a braccetto credo sia un'opportunità imperdibile. Abbiamo bisogno di riforme in questo Paese, sono annunciate, io spero, mi auguro, soprattutto per il futuro di questo Paese, che si possa mettere mano alla riforma della pubblica amministrazione, della giustizia, perché abbiamo tempi troppo lunghi, abbiamo situazioni non più sostenibili. L'economia, io direi, i ristori, i sostegni erano indispensabili per quello che abbiamo visto e vissuto, ma credo oggi il tema sia proprio un altro, sia quello di dare gambe alla ripartenza, di dare sostegno allo sviluppo e di mettere in campo politiche che abbiamo anche imparato a conoscere in questo anno e mezzo di difficoltà. Voglio fare un esempio stupido se vogliamo, ma la possibilità dell'occupazione del suolo pubblico destinata ai locali, che era ed è una necessità per il distanziamento, il rispetto delle regole, ma ci ha fatto capire anche la forza e la potenza che può esprimere quell'organizzazione delle nostre città, che le rende più uniche che rare, perché Ravenna, ma la stessa Faenza, Cervia, tutte le città della nostra realtà, viste l'estate scorsa e viste adesso con quell'organizzazione precisa, puntuale, ci ha fatto capire che è una forza che attira turismo, perché oggi il turismo non è solo la spiaggia, è tantissimo, ma è la città d'arte, la cultura, è la collina, è l'enogastronomia, sono le iniziative, ed è anche il poter stare tranquillamente all'aperto in compagnia e godere di città meravigliose, quindi è un tema importante. Io ho l'impressione che la parte politica che è presente questa sera, e non devo fare complimenti, sa dove spendere le risorse se arrivano. De Pascale non fa un aeroporto a Ravenna, ce l'ha già a Forlì, però forse fa un collegamento veloce fra Ravenna e Forlì. Non fa un doppio porto, ma migliora quello che c'è, e la Regione sta investendo tantissimo in tutti questi settori, dall'incentivare le infrastrutture al commercio al turismo, no? Avete chiare le idee, perché poi è fondamentale avere chiare le idee e non tappare dei buchi. Cioè, noi pensiamo di avere le idee chiare, naturalmente, su dove vogliamo portare questa regione, che è una regione molto importante. Ora, io non dico che le sorti, i numeri dicono le che sorti dell'Italia dipendono in dall'Emilia Romagna, però l'Emilia Romagna sicuramente è una regione che può determinare molto, no? A livello nazionale, in termini di crescita, di occupazione, di esportazioni, di ricchezza complessiva. Si parlava appunto di aeroporti. Noi abbiamo recentemente stanziato 6 milioni di euro, 3 per Forlì e 3 per Rimini, anche per colmare una lacuna del PNRR che, a mio giudizio, in maniera abbastanza inspiegabile, trascura completamente il sostegno agli aeroporti. Ora, se noi parliamo di internazionalizzazione, se parliamo di turismo, sappiamo quanto siano importanti, no, gli aeroporti per il turismo, e lo stesso Presidente del Consiglio ha più volte detto che il turismo può essere, deve essere un pilastro della ripartenza economica. Non possiamo trascurare il sostegno agli aeroporti, che da un anno e mezzo stanno
soffrendo in maniera significativa. Quindi noi abbiamo voluto dare un segnale importante alle infrastrutture aeroportuali della nostra regione, perché riteniamo che durante la fase di ripartenza loro debbano essere nelle condizioni di operare, ma anche dal punto di vista delle infrastrutture stradali e ferroviarie ci stiamo muovendo, diciamo, sulla base di una programmazione che è quella del piano regionale integrato dei trasporti che abbiamo condiviso con i territori, e peraltro, diciamo, in Romagna sono previsti importanti interventi. Prima si parlava del collegamento con Forlì, che è una, diciamo, delle novità che sarà introdotta nel nuovo piano, nell'accordo di programma con ANAS, proprio per collegare meglio due capoluoghi di provincia della nostra regione: Ravenna città portuale, città turistica, Forlì città aeroportuale, meno turistica di Ravenna, ma che però, diciamo, dal punto di vista dell'offerta culturale in questi anni è cresciuta molto. Quindi noi abbiamo le idee chiare su dove vogliamo portare la regione. Sul PNRR, che è una grande opportunità, come diceva il sindaco e il direttore di CNA, noi non abbiamo ancora ben capito la catena di comando, cioè, siccome ci sono dei tempi anche molto stringenti per poter realizzare i progetti, 2026 che sembra lontano ma è domani mattina, soprattutto quando si parla di opere pubbliche, la mia preoccupazione è che se non si definisce, diciamo così, una catena di comando e una messa a terra che deve vedere coinvolti gli enti locali, soprattutto i comuni che hanno la struttura tecnica organizzativa oltre che i progetti, per realizzarli noi ci troveremo in grossa difficoltà. Quindi è necessario definire bene la catena di comando, chi realizza gli interventi, e anche fare quelle norme di semplificazione che peraltro devono accompagnare il testo approvato dall'Unione Europea, perché siccome parliamo prevalentemente di opere pubbliche, di infrastrutture digitali, ferroviarie, comunque sempre di infrastrutture si tratta, se non snelliamo le procedure io ho una forte preoccupazione che quei tempi possano non essere rispettati. Non ce lo possiamo permettere, quindi sono fiducioso che questo non avverrà. Vorrei tornare un attimo a De Pascale su questo ragionamento, non voglio soffermarmi tantissimo nello stile del salotto al caminetto, però non vorrei che, dando la responsabilità agli enti locali, si crei quella battuta, no? Bisogna potenziare Forlì-Ravenna, allora faccio una mezza strada larga fino al confine perché Forlì non ha le stesse idee e pensa alla via Emilia bis. Bisogna lavorare veramente in sintonia in questo giro. Però devo dire, con tutto il rispetto anche per il lavoro degli anni precedenti, da quando, diciamo, abbiamo iniziato il lavoro insieme all'assessore Corsini in regione, noi amministratori in Romagna il cambio di passo l'abbiamo visto e il metodo è un metodo chiaro e che porta lontano, condivisione fra territori. Quindi per affrontare il tema della Ravegnana Corsini ha fatto una cosa semplice e rivoluzionaria, ha chiamato il sindaco di Ravenna, il sindaco di Forlì, li ha chiusi in una stanza e finché non si è trovata la soluzione siamo stati lì. Questo non lo sapevo, ma è divertente questo è un metodo. Aveva anche qualche strumento di tortura o no? No, ma devo dire poi che con Zattini c'è un rapporto di, diciamo, di condivisione e di relazione molto positivo. Però ripeto, il metodo è un metodo antico ma che funziona bene, e l'altro metodo invece è quello di condivisione fra gli amministratori e le imprese del loro territorio. Adesso questa sera, diciamo, abbiamo una rappresentanza importante di CNA, ma io credo che in questi anni, io faccio il sindaco da 5 anni, una decisione che riguardi l'economia della mia città senza prima confrontarmi con le associazioni delle imprese del mio territorio, con i sindacati del mio territorio, io credo di non averla presa. Però poi loro dicevano 4 cose differenti. No, e invece no, nel senso, perché poi se responsabilizzi, penso, noi adesso abbiamo messo, faccio un altro esempio, abbiamo messo come comune 3,5 milioni di euro di sgravi tari per le imprese colpite dalla pandemia. È chiaro che le associazioni, come veniva detto bene prima dal Presidente, ognuna ha le sue categorie maggiormente rappresentative e quindi sarebbe stato assolutamente comprensibile che ciascuno tirasse un po' la coperta per le sue imprese. Noi ci siamo seduti a un tavolo e ho detto: guardate, ci vuole senso di responsabilità. Dare oggi dei contributi a chi non ha subito gli effetti della crisi è immorale. I contributi vanno dati a chi è stato colpito e in un'ora, fra
chi rappresentava più la ristorazione, chi il commercio, gli artigiani, l'industria, l'artigianato di servizio, si è trovata la quadra. Se la pubblica amministrazione, le istituzioni responsabilizzano il mondo delle imprese, le risposte arrivano sempre, e quando si lavora insieme forse si ottengono anche dei risultati migliori. Dopo sentiamo il Presidente se è d'accordo di lavorare insieme, però volevo tornare su un ragionamento che è stato fatto prima col direttore sui numeri della nostra regione, che l'ha detto sono i primi in Europa, primi in Italia. Perché? Perché alla fine è la persona, il romagnolo, l'emiliano romagnolo, che ha un modo di pensare, vuole sempre anche divertirsi, però di pensare il lavoro come prima cosa. Perché andiamo bene? Perché abbiamo gli indici migliori? Guardi, la storia ci insegna una cosa, perché va sempre Conoscendo ricordata. le imprese, quante sono le imprese CNA di Ravenna? Quasi 5.000. No. Un colosso, eh? No, ma è una responsabilità e un onore rappresentarle, cercare. La storia viene da lontano. Intanto alla base ci sta la forte capacità dimostrata dalle persone, la capacità imprenditoriale che viene da lontano, anche questa, come voglia di crescere, no? Di garantire un futuro migliore ai propri figli e quindi di mettersi in discussione sempre. Ma in questa regione bisogna che ci ricordiamo, adesso io sono forse il più vecchio del gruppo, negli anni '80 venivano da tutto il mondo a studiare il modello emiliano-romagnolo, perché c'era l'imprenditoria diffusa, c'era una rete di servizi, c'è ancora una rete di servizi sociosanitari che garantivano la possibilità di liberare risorse nelle piccole microaziende e dedicarle alla loro attività e alla crescita della loro azienda, perché potevano contare su una rete di servizi garantita, adeguata. Questa storia, che troppo spesso si dimentica, sta alla base invece di quella capacità di portare in Emilia-Romagna ad avere 13 aziende ogni 100 abitanti. Non esiste da un'altra parte del mondo una realtà che si è costruita e consolidata nel tempo. Oggi, più di ieri, noi ribadiamo un concetto, perché troppo spesso ci viene detto le piccole e micro aziende sono un problema per la crescita, per lo sviluppo, ce l'ha detto anche il governatore della Banca d'Italia. Io dissento, ma non perché sono il direttore della CNA, perché c'è una storia che certifica che le piccole e medie imprese hanno garantito benessere diffuso e coesione sociale assieme alle istituzioni in un progetto molto ambizioso, ma che ha trovato realizzazione appieno. E questi momenti di difficoltà, quel contesto là, ci ha garantito di stare, non dico meglio di altri, ma un po' meno peggio. Questo lo possiamo dire, nonostante i problemi, le sofferenze, le difficoltà. E credo che questo patrimonio sia una responsabilità che gli amministratori pubblici, i dirigenti anche di tutto l'indotto delle associazioni, delle grandi imprese, lo devono sentire, lo devono portare, perché finché lavoreremo con quella coesione, con quell'intesa che diceva De Pascale e Corsini prima, sui punti di concertazione, che non è mai venuta a mancare in questa regione, anche se qualcuno a un certo punto a livello nazionale aveva pensato che la disintermediazione fosse la soluzione dei nostri problemi, con quella coesione e quella forza e quella capacità di fare sintesi, tutti rappresentando il loro pezzo, ma sapendolo contestualizzare nel contesto generale, è una forza che tutti vorrebbero avere ma che pochi hanno. E secondo me è il primo bene che questa regione, l'insieme di questa regione deve difendere e portare avanti. Chiudiamo questa prima parte con il Presidente Matteo Leone, Presidente di CNA Ravenna, sulla parola condivisione delle idee, dialogo fra varie forze politiche per loro, ma fra varie associazioni per voi. C'è chi sostiene che per dialogare uno si è pochi, due si è in troppi. Come si fa a portare avanti le idee comuni? Si fa in maniera molto semplice, mettendo a fattor comune le competenze, cioè di fatto ci dobbiamo tutti basare su dati oggettivi, su quelle che sono le conoscenze dei temi, per approfondirle in maniera non distruttiva ma costruttiva. E dico la verità, lo abbiamo sempre fatto, lo dimostra il tavolo per l'imprenditoria provinciale, nel quale di fatto noi condividiamo e ci confrontiamo costantemente. In questo momento noi abbiamo il vice coordinamento, ma
di fatto abbiamo sempre dato un contributo costruttivo proprio per far crescere il territorio, far crescere le imprese del nostro territorio. E quello che diceva prima Massimo è un qualcosa di assolutamente vero, cioè le piccole imprese sono l'asse portante del tessuto imprenditoriale di questo territorio. Porto solo un dato, perché di fatto i dati sono importanti e bisogna in qualche modo anche argomentarli. Nel nostro territorio, nella regione Emilia-Romagna, di fatto la crescita del valore aggiunto tra gli anni 2015 e 2019 per il settore della manifattura, che è di fatto prevalentemente rappresentato da piccola imprenditoria, è stato la crescita pari al 7,6%. Questo è un dato addirittura superiore a paesi come la Francia e la Germania, dove ci sono imprese di dimensioni mediamente più grandi. Quindi quando parliamo di piccola impresa, in realtà si dimentica il fatto che il piccolo ha una forza molto importante, che è quello del mettere a fattor comune la propria capacità di muoversi velocemente e di riuscire ad ottenere dei risultati che a volte il grande fa fatica ad ottenere. Quando vengono però le cose condivise, quindi torno al tema iniziale, messe a fattor comune in un pianerottolo che sia basato su dati oggettivi e non soggettivi. Facciamo un breve break e torniamo tra pochissimo al caminetto. Abbiamo tanti Conad per starvi vicino. Vicino a Claudia, che cerca convenienze in ogni suo acquisto. Dagli alimenti più freschi ai prodotti per la casa, per la salute e per il benessere. Nel nuovo spazio Conad. Vicino ad Anna, affezionata alla spesa sotto casa. Tutti i giorni si fida dei nostri consigli. D'altronde la conosciamo così bene. Siamo orgogliosamente italiani. Abbiamo tanti Conad, tutti diversi, per essere vicino alle vostre esigenze. Dalle città più grandi ai borghi più piccoli. Più vicini di così. Condiriso Berni, a base di 12 verdure selezionate. Senape di Jean-Louis Frère dal 1825.
Consulting, servizi assicurativi e di mobilità, una realtà con 30 anni di esperienza. Operiamo nelle assicurazioni generali sia per le aziende che per i privati, specializzati in mobilità. Mobilità di merci con un settore interamente dedicato all'assicurazione del trasporto delle merci, mobilità di persone attraverso il noleggio a lungo termine di automobili e mezzi commerciali e leggeri. Sappiamo ascoltare per costruire con i nostri clienti le risposte più adatte alle loro esigenze, suggerendo soluzioni che nascono dalla nostra esperienza nei diversi settori. Win Consulting, Circonvallazione San Gaetanino 114A a Ravenna. Email info@winconsultinggra.it. Telefono 0544 21 24 64. Bentornati al Salotto al Caminetto. Vorrei ripartire da Michele De Pascale perché nella prima parte anche vogliamo scherzare un pochettino sulle riforme che metteva sul piatto da fare il direttore della CNA. C'era la riforma della giustizia. Allora io penso a un sindaco che deve governare la sua città, che ogni cosa che fa rischia di prendere una denuncia. È normale questa cosa? No, allora non è normale. E devo dire che ci sono vicende che hanno coinvolto colleghi in giro per l'Italia che sono veramente paradossali e che, diciamo, lasciano un po' sgomenti. Però io voglio spezzare una lancia. Essere sindaco, fare il sindaco è una cosa meravigliosa. Si sente tanta narrazione, molti sindaci parlano solo delle sfortune, diciamo, di questa attività, e alla fine ti viene da chiedere ma chi li ha costretti a fare il sindaco, perché per diventare sindaco ti devi candidare, devi fare la campagna elettorale, devi essere eletto, quindi te la vai cercando e se lo fai è perché è un'esperienza veramente meravigliosa. Le occasioni di essere utili alla tua comunità, anche le soddisfazioni, le cose positive che si realizzano e soprattutto la sensazione, magari anche rispetto a ruoli più blasonati a Roma eccetera eccetera, che quando arrivi a sera sai bene che cosa hai fatto per la tua comunità. Credo che anche Andrea lo possa comunicare. Ha fatto anche l'assessore. No, ma anche a livello regionale, che credo che questa dimensione ci sia, cioè di arrivare a sera e con concretezza sapere che cosa hai fatto in quel giorno per la tua comunità. E questa è una cosa molto bella, e quindi al di là delle sfortune che possono capitare è un'esperienza meravigliosa e si deve essere grati e riconoscenti ai cittadini che ti danno l'opportunità di farlo. Anche per il presidente del CNA deve essere un'esperienza così, anche perché è volontariato. Un'esperienza decisamente totalizzante, infatti sono 15 giorni, ancora presto per dirlo. 15 giorni va di fatto. Sono i peggiori. Ha già capito. Nei primi 100 giorni. Ho dovuto spiegare prima di tutto ai miei figli quello che sarebbe successo, no? E forse Michele mi può capire, visto che abbiamo dei bimbi insomma abbastanza coetanei, però di fatto sono molto fiero di questa cosa, perché sono convinto che il tempo che sottrarrò a loro lo dedicherò per qualcosa di importante e di costruttivo, quindi sono molto fiero di questa opportunità. 5.000 imprese da seguire, non sono, va bene che c'è il direttore che lavora 24 ore, però il presidente deve presenziare. Meno. No. Posso dire una cosa che secondo me è importante. Su Mastavillani? No, su Mastavillani potrei parlare ore e ore, però hanno detto delle cose molto giuste sul tema delle piccole imprese, perché è una delle caratteristiche, piccole e medie imprese, perché poi alcune sono, diciamo, ex piccole imprese che sono cresciute molto. C'è però un ma a questo elemento. Il primo è la capacità di saper lavorare insieme. Cioè, la piccola impresa non è un'isola, diciamo, un'oasi nel deserto, un'isola in mezzo all'oceano, ma è un tessuto di piccole e medie imprese che devono collaborare fra loro. La provincia di Ravenna credo che sia uno dei territori dove soprattutto le imprese artigiane hanno costituito fra i consorzi più strutturati. E l'altro non è una captatio benevolenzie, ma è il ruolo delle associazioni. Io credo che tanti piccoli imprenditori che non erano attivi dentro le proprie associazioni, durante la pandemia abbiano capito l'importanza e la rilevanza di essere rappresentati, perché la grande industria è in grado di rappresentarsi anche da sola, ma il sistema delle estetiste, delle parrucchiere, dei piccoli esercizi, delle botteghe artigianali, se non hanno qualcuno che li rappresenta nel rapporto con le istituzioni, rischiano di sparire. E quindi capisco il tema dei tuoi figli e del tempo che sottrai, ma è veramente una cosa importante per il territorio,
per tutta la nostra comunità. Condivido, io volevo scherzare un po', ma il sindaco ci ha portato subito, Potrei assumerlo. subito in temi seri. Voglio fare anche io un piccolo esempio. Serio anche Piccolo ma questo. grande esempio, molto serio, sul rapporto fra grande impresa e piccola impresa, per dimostrare che le due cose non sono, come ha detto invece il governatore della Banca d'Italia, in conflitto fra di loro. E faccio l'esempio della Ferrari. Cioè, la Ferrari è un marchio mondiale, no? Un brand internazionale. Abbiamo la fortuna che viene prodotto in Emilia-Romagna, ma dietro quella macchina che viene reclamizzata e che esce dalla catena di produzione, cioè per arrivare lì ci sono in questa regione tante piccolissime imprese artigianali che fanno i bulloni, che fanno la piccola componentistica, che sono davvero delle aziende con 5, 10, 15 dipendenti ad altissima specializzazione, ad altissima tecnologia, e sono parte di quelle N.000 imprese artigiane che costituiscono l'ossatura, ma non solo in termini numerici, anche in termini qualitativi dell'economia della nostra regione. Poi naturalmente sono molto importanti anche le grandi imprese, ci mancherebbe altro, perché sono anche loro, diciamo, una componente importante della nostra economia, però occorre rivalutare, diciamo così, il ruolo delle piccole imprese, perché spesso appunto sono, come dire, derubricate a qualcosa del passato, no? E invece, come ho dimostrato con questo esempio, ma ne potrei fare tanti altri, sono davvero una componente importante del nostro tessuto produttivo. Direttore, sì, dopo metto un po' di pepe, ma però. faccio è solo perché è corretto e credo sia giusto anche condividere questa situazione. Noi in provincia di Ravenna abbiamo 73 consorzi artigiani che hanno nel tempo costruito un network, quindi una rete fra imprese, artigiane, piccole e medie imprese, anche alcune aziende industriali ovviamente, e in questi 73 consorzi che intervengono nel settore delle costruzioni, dell'impiantistica, del trasporto, dei servizi di ogni, ma è la logica dello stare assieme, perché l'unione fa la forza davvero. Si possono aggredire mercati che diversamente non si potrebbero aggredire, ma si possono raggiungere consistenze organizzative con quelle specializzazioni che diceva Corsini, dove ognuno fa la sua parte, ma messo assieme è un mosaico perfetto, stando in tema ravennate. E quei consorzi nascono negli anni 70 e si sono evoluti, si sono ovviamente adeguati alle evoluzioni del mondo, dei mercati, delle esigenze delle imprese, e sono una punta di eccellenza dell'organizzazione delle piccole imprese. Ma oltre a quello abbiamo anche delle reti di imprese, anche previste dalla normativa, che costruiamo. Noi CNA abbiamo 300 aziende che hanno dato vita a più di 25 reti di impresa, perché hanno fatto la filiera, la famosa filiera che interviene nei distretti e che si aggancia poi al player internazionale e che garantisce la possibilità a quel player di raggiungere mercati di nicchia con delle specializzazioni importanti e consente alle piccole aziende di crescere pur mantenendo quella flessibilità che diceva il Presidente prima, perché la piccola azienda ha una maggiore flessibilità organizzativa e sta generando occupazione anche in questi momenti. Noi non siamo preoccupati della discussione che c'è in atto fra togliamo o non togliamo il blocco dei licenziamenti. Noi abbiamo un'altra preoccupazione, di avere gli strumenti adeguati per creare specializzazione nelle risorse lavoro da impegnare nelle aziende che stanno cercando delle specializzazioni che non sempre riescono a trovare. Quindi questo è un tema fondamentale. Chiarissimo, proprio un flash da mettere un po' di pepe. C'è una questione di differenza di produzione fra l'Emilia, le grandi imprese dell'Emilia, e la Romagna a livello di tessuto? Sono due piattaforme molto integrate ma anche molto diverse fra loro, anche per la collocazione. È chiaro che la Romagna è una piattaforma per il turismo eccezionale. Ha avuto il boom, lo sappiamo, con la spiaggia per la riviera, ma città d'arte, cultura, è uno di quei pochi territori che in 50 km passi dal mare alla collina, alla montagna,
hai una città come Ravenna che ha 8 monumenti patrimonio dell'UNESCO, ci sono delle particolarità in tutte le città. E Pascale sta già pensando al nono, me l'ha detto nel 2022. È una piattaforma incredibile. Poi abbiamo anche... Si è sentita la battuta perché il microfono era basso. Pensavamo più alla tomba di Dante, però adesso ci ragioniamo, diciamo. No, però l'Emilia invece è più una piattaforma di produzione, ovviamente per la conformazione. È chiaro che la competitività però in Romagna ci sono pezzi importanti di economia che sono agganciati all'Emilia e che hanno creato quella sinergia fondamentale per quella crescita e quella sostenibilità diffusa e complessa, ma importante, che questa regione è in grado di esprimere. Quindi io non sono per le divisioni e le competizioni, ma sono per le sinergie e le integrazioni. Credo sia il tema centrale che abbiamo di fronte. Allora, prima di sentire De Pascale che voleva dire qualcosa, voglio andare dal Presidente un attimo. Sinergie e integrazioni, però esistono ancora 4 associazioni di categoria, le cooperative, addirittura le associazioni di categoria che sono ancora dislocate a livello provinciale. Non è un po' retro questa scelta, Presidente? Naturalmente la storia non è che la possiamo cancellare con un colpo di spugna, ecco, questo noi veniamo da una storicità che fa parte del nostro DNA. Sta di fatto che c'è un'evoluzione in corso e questa evoluzione sta nella capacità di questi organi intermedi di voler veramente mettere a terra le sinergie che diceva prima il direttore Mazzandani. Dando servizi di qualità a prezzo giusto. Assolutamente, il prezzo è sempre in funzione della qualità, no? Nel senso che le cose di qualità hanno un certo valore, ma sicuramente si cerca sempre di ottimizzare, di efficientare tutto l'aspetto, anche quello economico, che non è un aspetto di poco conto. Il tema vero è che oggi si basa tutto sulle competenze, sul know-how, sulla capacità di trovare quelle specializzazioni che dicevamo prima e di cui le aziende sono fameliche, affamate, anche perché quello che era valido fino a poche settimane fa nei prossimi anni verrà completamente stravolto. Pertanto serve una capacità innovativa, no? Una capacità anche di metamorfosi di quelli che sono gli status quo, che vanno in qualche modo rivisti, ma nello stesso tempo in una logica di tipo costruttivo, senza naturalmente pensare di cancellare un heritage che è di anni e storia, insomma. Ma le abbiamo le competenze, Corsini, o ce lo raccontiamo di averle? Allora, le competenze in alcuni settori le abbiamo, in altri settori stiamo provando a formarle. In alcuni settori, si è parlato di turismo, siamo in Romagna, io comincio a essere un po' preoccupato di questo tema, perché quest'anno poi sta esplodendo in maniera molto molto preoccupante. Cominciamo ad avere qualche problema in alcune mansioni, diciamo, qualificate dell'hotellerie e anche un po' della ristorazione, ma prevalentemente dell'hotellerie, per diverse ragioni. Naturalmente il Covid ha accentuato, diciamo, un problema che esisteva già, e oggi, cioè, una volta, diciamo, in Riviera venivano a lavorare i ragazzi prevalentemente del sud che si formavano sul campo, diciamo, no? Lavorando negli alberghi, magari un ragazzo che faceva l'aiuto cuoco di uno chef importante per qualche anno e poi diventava, diciamo, autosufficiente e magari cambiava albergo e andava a fare lo chef in un altro albergo. Oggi, per diverse ragioni, ripeto, scontiamo la difficoltà nel reperire, diciamo, manodopera specializzata, un po' perché mancano le scuole che formano, diciamo così, queste figure professionali, un po' perché la nostra stagionalità, mi riferisco alla Riviera, è molto, diciamo, accentuata, concentrata in 3 mesi di lavoro, e molti ragazzi che si formano e che addirittura formiamo anche noi attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, attraverso diciamo le strutture come anche la CNO, no? Che fanno formazione, li formiamo e poi vanno a lavorare fuori dall'Emilia Romagna, magari in montagna, magari all'estero, perché imparano una lingua, perché lì lavorano di più rispetto ai 3-4 mesi della Riviera e a volte sono anche pagati meglio, diciamocelo. E quindi sul turismo
mentre aumentano le presenze turistiche, mentre sono aumentate le presenze turistiche prima della pandemia, si è però verificato un fenomeno rispetto al quale dobbiamo porre una grande attenzione, perché altrimenti rischiamo di dequalificare la nostra offerta. Michele De Pascale, l'abbiamo lasciato un po' indietro, c'erano tanti temi da trattare, come anche il 9° monumento dell'UNESCO. Come sarà il nostro settembre-ottobre? Perché ormai siamo in chiusura di trasmissione, è finita, come ho chiesto a Corsini in apertura di trasmissione, il futuro è roseo e abbiamo bisogno di spendere quelle risorse internazionali, abbiamo bisogno di ripartire serenamente, perché se non c'è certezza tutti frenano nell'investimento. Allora, è chiaro che le domande sulle previsioni sono pericolosissime, nel senso che credo che gli archivi degli studi televisivi siano pieni di dichiarazioni, esatto, di fatti di politici, a volte un po' sfortunati, ma molte volte improvvidi nel fare le previsioni. Però io credo che si debba essere oggettivi e non ci si debba autofustigare, nel senso che ci sono delle evidenze che vanno in una direzione positiva e non dobbiamo limitarci da soli. Il primo tema, lo dicevo all'inizio, è completare la campagna vaccinale. Io lo voglio dire, all'inizio il tema dei Novax era molto sopravvalutato perché c'erano molte più persone che si volevano vaccinare rispetto alle dosi di vaccino. Ora le dosi di vaccino ci sono e non vaccinarsi è una cosa gravissima per se stessi ed è una cosa gravissima verso gli altri e anche verso l'economia. Quindi l'appello ora è sensato: vaccinatevi, fatelo il prima possibile e arriviamo a settembre-ottobre con una copertura vaccinale al 100% del nostro territorio. La seconda cosa è che l'estate anche l'anno scorso aveva avuto numeri di contagio bassissimi, l'autunno l'anno scorso ha visto una ripartenza e quindi il vaccino è fondamentale, perché a settembre-ottobre, se non saremo tutti vaccinati, il rischio di una ripartenza c'è. E quindi non va fatto del terrorismo, ma va fatta della corretta informazione. Bisogna arrivare all'autunno con una percentuale altissima di vaccinazione. L'altra cosa è che, è vero, c'è il tema delle varianti, va guardato con grande attenzione, ma al momento non c'è nulla che non faccia pensare che anche le varianti non rappresentino un pericolo vero per la salute delle persone. Ripeto, è un'affermazione che non è che si può dare in maniera assoluta, ma il vaccino funziona molto bene e sembra, dai dati che si hanno oggi, che non porti a condizioni gravi anche con l'arrivo delle varianti. E quindi per settembre-ottobre io penso che dobbiamo essere ottimisti. Ravenna peraltro si sta preparando a questo appuntamento che sarà il culmine delle celebrazioni dantesche. Avremo l'inaugurazione della seconda mostra su Dante al Mar, avremo l'inaugurazione di Casa Dante, il grande concerto del maestro Muti, un mese intero di eventi e di letture dantesche in tutta la città, e quindi dopo la stagione estiva, che come Corsini anche io condivido sarà molto importante perché i numeri del balneare saranno forti, noi speriamo e siamo convinti che anche la città d'arte avrà un ottimo autunno con le celebrazioni dantesche che daranno anche una grande visibilità internazionale a Ravenna e a tutta la Romagna. Si parla più di Dante a Ravenna che a Firenze, quindi è anche vero che è l'anniversario della morte. Noi abbiamo lavorato, anche grazie al supporto della Regione, alla valorizzazione di tutti i percorsi, quelli ferroviari verso Firenze, quelli a piedi, in bicicletta, però il fulcro delle celebrazioni sono i 700 anni della morte. La storia ha consegnato a Ravenna l'onore di custodire le ossa di Dante, quindi è normale che il centro dell'attenzione sia su Ravenna. Una piccola incursione a proposito di percorsi danteschi: il 3 luglio parte ufficialmente, dopo la preview col maestro Muti del 6 di giugno mi pare, il treno di Dante, e abbiamo, non noi ma chi gestisce la promozione e la commercializzazione, un boom di richieste da tutto il mondo. Oggi mi diceva Massimo Feruzzi che hanno prenotato 2 gruppi da 25 persone dall'Illinois. E questo quello che dice Corsini è strategico, perché in questo anno e mezzo si è fatto molto campanilismo da Ravenna contro Firenze.
andando veramente oltre. Noi abbiamo sempre, anche nei momenti di tensione, abbiamo sempre tenuto vivo invece questo legame. Firenze è una delle città più visitate nel mondo. Questo treno che parte, diciamo, con un servizio innovativo da Firenze a Ravenna è un contributo a far conoscere Ravenna a un panorama turistico mondiale, che è un'opportunità unica, quindi Ravenna non può che beneficiare da questo rapporto, ma stessa cosa Faenza, Brisighella, Marradi, anche tutto il percorso lungo la ferrovia Ravenna-Faentina. Direttore, siamo in chiusura, velocemente, se dovesse esserci un freno, come ha detto De Pascale, per via delle mancate vaccinazioni, noi possiamo resistere dal punto di vista economico a un altro restringimento appunto della libertà, e quindi le aziende resistono o rischiano di morire se hanno altri 2 mesi di chiusura? Beh, è evidente che il tira e molla, apri chiudi è sempre più difficile da sostenere. Noi auspichiamo, lo diciamo fin dall'inizio, che la campagna vaccinale la vedavamo come la soluzione principale, e oggi sosteniamo convintamente la campagna delle vaccinazioni, e anche noi incitiamo le persone che ancora non l'hanno fatto a andarsi a vaccinare, perché è l'unico, forse è la maniera più incisiva che abbiamo per prevenire eventuali situazioni che non possiamo sapere. Auspichiamo non si verifichino, ma non possiamo saperlo, perché sì, per rispondere alla domanda, un'altra chiusura come le altre precedenti che abbiamo avuto potrebbe creare grossi problemi ad aziende che comunque hanno bisogno di un lasso di tempo maggiore per la ripartenza e il consolidamento. Chiaro. Presidente Leoni, approfittiamo della battuta che ha detto De Pascale, che Corsini ha chiuso in ufficio il sindaco di Ravenna e il sindaco di Forlì per parlare di sinergie. C'è un'occasione, c'è il sindaco di Ravenna, che è anche presidente della provincia di Ravenna, e l'assessore regionale. Cosa chiede il CNA alla politica per questo territorio? Direi che la cosa che... Approfittiamo, registriamo tutto. Le domande sarebbero tante. Le domande sarebbero per tante. una. Diciamo che la cosa che vorremmo più in assoluto... in alto, insomma, un altro porto. Guarda, ci piace fare un passo dietro l'altro, quindi parlando di cose che si possono fare, semplificazione. Questo per noi è fondamentale. Le imprese hanno bisogno di un perimetro certo all'interno di cui operare e operazioni snelle. Sono certo che lavorando in sinergia si possa ottenere questo risultato, che è un risultato che andrebbe a beneficio di tutti, dell'amministrazione pubblica, delle imprese, del singolo cittadino. Se otteniamo questo, buona parte dei nostri sforzi saranno ripagati. La risposta De Pascale. Chiudiamo con Corsini. Dico una battuta: ho visitato qualche giorno fa in conferenza stampa un'azienda straordinaria che è sulla via Emilia, in un'altra provincia, così non c'entra Ravenna. Ci ha messo 5 anni per avere l'autorizzazione a costruire una struttura bellissima che nascerà nel 2022, che sarà veramente bella perché è ecosostenibile, impresa, ma anche dedicata ai ragazzi. Poi Corsini ha già capito, perché c'era anche Cassani in quella presentazione. Prego. Il tema è centrale e secondo me la priorità è quella più corretta e più sentita veramente dalle imprese. Io mi sento di dire che, parlo in questo caso del comune di Ravenna, che sia sul versante urbanistico edilizio che sul versante del rapporto con le imprese in questi anni abbiamo fatto passi in avanti molto importanti. Penso a Ravenna stiamo coltivando la costruzione di un deposito di GNL, mentre in altre regioni d'Italia sono 4 anni che ne parlano tendenzialmente. Abbiamo fatto delle procedure in variante specifiche per imprese che si volevano ampliare, alcune la CNA le conosce perché sono anche sue associate, andando in consiglio comunale con provvedimenti sartoriali, trasparenti, pubblici per l'ampliamento di quell'impresa. Proprio in questi giorni Mazzavillani parlava invece delle occupazioni di suolo pubblico, che nella nostra provincia riguardano anche le imprese artigiane. Questo ci tengo perché è un caso più unico che raro a livello nazionale. Noi fino all'anno scorso a Ravenna si doveva fare la domanda tutti gli anni per le occupazioni di suolo pubblico. Con un accordo con la sovrintendenza ora la domanda si fa una volta ogni 5 anni.
e per un'impresa questa è una cosa che uno dà certezze, non è che cambia il sindaco, cambia un amministratore e ti cambia le regole del gioco, ma è anche uno sgravio di burocrazia e di costi molto significativo. Dobbiamo andare avanti in questa direzione. Ricordo che siamo al Caminetto di Milano Marittima e quindi ci sono compleanni, anniversari e quindi questa musica divertente, estiva, ci fa anche piacere sentire. Chiuderei con l'assessore Corsini su questo ragionamento della burocrazia, dello snellimento. Io ricordo un ministro di un altro partito che faceva questa catasta di leggi e diceva diamo fuoco a tutte queste leggi, che la burocrazia la bruciamo. E poi cos'è successo? Allora io ricordo... Perché sono passati anni. No, la chiudiamo diciamo proprio con una battuta. Il tema naturalmente è molto serio, non lo voglio derubricare o diciamo sminuire, no, però dà l'idea diciamo di come l'Italia, le istituzioni diciamo hanno affrontato fino ad oggi il tema delle semplificazioni. A un dibattito, a una festa dell'unità di qualche anno fa, c'era il presidente Bonaccini, era stato appena eletto, quindi forse è stata la prima estate che ha fatto da presidente, un dibattito organizzato appunto all'interno della festa dell'unità sul tema imprese, semplificazioni, sburocratizzazione eccetera. Il giornalista fa una domanda al presidente che dice lavoreremo per diciamo semplificare alcune procedure. Si è alzato forse un vostro associato o un associato della Confartigianato che ha detto, no? ha alzato il dito e ha detto scusi io vorrei dire qualcosa, prego, siete bravissimi ma lasciate stare, perché tutte le volte che fate una legge sulle semplificazioni appesantite ancora di più. Quindi lì scoppiò diciamo una risata generale, no, per dire che ci si è messi molte volte anche con buone intenzioni, però non si è mai riusciti in effetti. Adesso l'assessore Calvano lo farà naturalmente insieme ai comuni, sta cercando di comporre diciamo una legge, un testo che prova diciamo a fare qualche semplificazione ulteriore, perché diciamo la burocrazia va divisa fra la buona burocrazia e la cattiva burocrazia. Le cose utili della burocrazia vanno mantenute, quelle inutili andrebbero eliminate, però sappiamo che non è semplice e insomma è una bella sfida. Corsini dice le cose che pensa in maniera trasparente, non è che si nasconde dietro faremo, ci proviamo. Grazie a Massimo Mazzavillani, Michele De Pascale, Matteo Leoni e Andrea Corsini per essere stati con noi al Caminetto, grazie a CNA che ha dato una mano all'organizzazione pratica di questa serata. Ci vediamo la prossima settimana, sempre qui da Milano Marittima.
Berni, a base di 12 verdure selezionate. Win Consulting, servizi assicurativi e di mobilità, una realtà con 30 anni di esperienza. Operiamo nelle assicurazioni generali sia per le aziende che per i privati, specializzati in mobilità. Mobilità di merci con un settore interamente dedicato all'assicurazione del trasporto delle merci. Mobilità di persone attraverso il noleggio a lungo termine di automobili e mezzi commerciali leggeri. Sappiamo ascoltare per costruire con i nostri clienti le risposte più adatte alle loro esigenze, suggerendo soluzioni che nascono dalla nostra esperienza nei diversi settori. Win Consulting, Circonvallazione San Gaetanino 114A a Ravenna. Email info@winconsultinggra.it. Telefono 0544 21 24 64. Senape di Jean-Louis Frère dal 1825.